Ragazzo, Colli Ugani, bellissimo. Allora adesso sì, abbiamo salutato Mario e Michele. Mario non ne ha sia appena via le terribili, Mario, porca miseria. Adesso sto andando nell'area di sosta gratuita di Montagnana, che se non c'è gente strana, diciamo, visito anche il castello, quindi chiudo il camper lì e vado a visitare il castello e basta, sto 2 o 3 giorni a fare dei lavori. Poi quando torno continuiamo le finestre con Michele. CP, pronti? Vamos, partenza via! Situazione attuale, in riserva di gasolio, spersi, tra virgolette spersi, perché abbiamo un navigatore su per le colline. Buoni accidenti! Guarda che bella chiesa, si vede? No, non credo, col buio, boh, io devo guardare la strada. E qua c'è un castelletto, cos'è sta roba? No, non è un castello, però sembrava da lontano. No, non so dove siamo, no, non chiedermi dove siamo. Siamo dove c'è birreria, caffetteria al castello, quindi era un castello. 7,9 km a Montagnana. Oh, guarda che Montagnana da Padova, perché viene da est, cacchio sei distante. Wow, che mega villone che ci sono qua. E beh, Padova sì, Padova è piena del magnaskei, cioè già fin dall'epoca, quindi trovi tante ville antiche da skate. Vero CP? Sì, ha detto di sì. Dove sei qua, Yuri? Guarda che bella roba. Sono a Cicogna. È il centro di smistamento dei bambini? Eh beh sì, in teoria sì. Ara che simpatico campanile, no? Cioè non si vede più. Ah sì, eccolo là che si vede, vedi che si vede. Montagnana, arrivati! Oh, ecco qua, dai capo, te me fai i fari, devo riprendere il castello. Ecco cane. Comunque qua siamo, ecco, all'interno del castello. I cartelli dicono no altezza 2,40, cioè altezza massima 2,40, ma non credo che sia questa arcata, probabilmente ce ne saranno altre, e larghezza 2,20. Noi in ogni caso per l'area sosta camper gratuita dobbiamo girare a destra. Allora c'è già un camper, spero non sia quello che penso io. Noi dobbiamo trovare l'acqua, dovrebbe essere subito qua. Vediamo se sono rubinetti. Dove cacchio sono i rubinetti? Aspetta che parcheggiamo un attimo e vediamo. No beh dai, ci sono 3 camper, dai, adesso vediamo. Ah no, ok, le colonnine ci sono. Solo da trovare l'acqua, dove cavolo era? Allora qui è lo scarico. Ah, eccola qui l'acqua, vedi che è il rubinetto. Aspetta, proviamo. No, spinta, non che credo. Forse da qua. Qua è accesa, ok dai, in retromarcia e via. Tac. Tazio che ci sono solo 4 colonnine e sono già 3 camper, no? Quindi oh, ma guarda la differenza, guarda il vetro che abbiamo fatto oggi, guarda che figata, guarda che roba. A destra è quello strusciato, a sinistra era strusciato uguale e adesso vedi da Dio, figatissima. Si erano avvicinate 2 persone losche, perché se uno va bene il manganello, se sono 2 cazzo, ci sono ancora quelli dell'altra volta, quelli che facevano troppe domande strane, cioè la serie vai al castello, ma allora vai, non vai, a quando vai via, cioè capisci? Vabbè, tanto io devo stare qua a lavorare, quindi sto qua in camper, mi dispiace tanto perché volevo visitare sto cazzo di castello di Montagnana, che è enorme. Vabbè, oh. Ciao, io capisco che qua in Italia il mestiere del ladro è più tutelato, però porca miseria, neanche vivere sempre così con l'ansia. Pensa l'altro giorno hanno beccato a Jesolo uno che rubava negli alberghi, no? Cioè leggo poi gli hanno dato 160 euro di multa, cioè è un incentivo pazzesco, perché tipo se vuoi metterti in regola di commercialista, INPS eccetera, paghi sui 5.000 euro all'anno di fissi, più dopo le percentuali, cioè capisci? Mentre se vai a rubare solo 160 euro, ma solo se ti beccano. Quindi se non ti beccano, neanche quelli, cioè, capisci? Perché funziona tutto così. Vabbè, comunque, oscuranti termici dappertutto, nel senso anche interni. Cosa significa? Significa che se vogliono sbirciarti dentro da fuori e spostano quello esterno, non vedono un cazzo perché c'è quello interno, quindi dicono c'è gente, non c'è gente, hai capito? Quindi magari lasci un po' anche l'oblò aperto, ciò che dà quel senso di potrebbe esserci qualcuno. Però vabbè, no, io ho paura che il castello non lo visito, a meno che qua chi penso io non vada via. Non so. CP, col discorso dei vicini da casa qua bisogna stare a lavorare tutto il giorno? Accidenti. Che noia, guarda, che noia. Porca miseriazza.
Vedi, noi il castello a visitare ce l'avremo proprio qua, porco cazzo. Per quello sarebbe anche un'area sosta perfetta, perché guarda, c'hai il Lidl a neanche 100 metri, sarà 50 metri, quindi c'hai il Lidl, carico, scarico, colonnine da corrente dappertutto e il castello là, porca miseriazza. E vabbè, lavoriamo tutto il giorno, dai. Throw on your boardies and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Hey, this on the party way. Let's take over the other way. Hey, this on the party way. Must take it. He's taking it. No, fighissimo, che belli!